Noi come lo scorso anno siamo qui in un sit-in pacifico per cercare di far capire all'esercito che è finito. Dopo 64 anni non vogliamo più esercitazioni militari. Quest'area, come vogliono i cittadini e come vogliono anche le altre associazioni, deve essere dedicata semplicemente a una riserva naturale, alla fruizione pacifica di quest'area ed è incompatibile, sono incompatibili le esercitazioni militari. Esercitazioni militari che oltre a danneggiare i luoghi impediscono la pubblica fruizione di questa riserva per più di 7 mesi l'anno. Non è più possibile. Affidiamo ora la palla, dopo questo braccio di ferro vinto con l'esercito, affidiamo la palla a Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, al Questore e al Presidente della Regione Sicilia, affinché facciano prevalere la ragionevolezza. Mai più esercitazioni qui a Punta Bianca. Non è tollerabile il fatto che l'esercito continui a utilizzare quest'area per i propri scopi, per i propri interessi a danno della popolazione locale. Infatti proprio per questo negli scorsi mesi è nato un comitato che si chiama il Patto per la Difesa della Sicilia, che si oppone allo sfruttamento energetico, ambientale e militare della Sicilia sotto diversi aspetti.